Comunicare per esistere, questo percorso che la rete dei borghi europei del gusto sta facendo alla scoperta degli inediti del buon e bello vivere. Stiamo lavorando nel territorio di Cozzuolo, Vittorio Veneto, alla ricerca un po' di posti meno conosciuti. Meno conosciuti non significa non di qualità, lo diciamo subito perché no, che non pensino male i nostri telespettatori. Siamo con Ivano. Ivano, qua dove siamo e come si chiama l'agriturismo? Allora, qui siamo in località Confine nel comune di Vittorio Veneto. L'agriturismo si chiama Agriturismo Moro Barel, nato nel 1990 dai miei genitori. È un continuo di investimenti in agricoltura dal nonno fino alla generazione nostra. Nasce proprio come azienda agricola tipica del nostro Veneto. Benissimo. Ci siamo sviluppati negli anni, siamo arrivati ad avere, diciamo, una parte di ristorazione direi importante, con un numero di coperti mediamente intorno ai 90 coperti. Abbiamo anche realizzato delle camere per l'ospitalità. In azienda agricola continuiamo a investire continuamente, sia in termini di attrezzatura e anche di metodi di lavoro, soprattutto per il rispetto delle biodiversità. Abbiamo una produzione a 360 gradi che riguarda sia la parte, diciamo, allevamenti che la parte colture. Diciamo che la rispondenza in questi anni è molto buona, il territorio si sta esprimendo molto perché queste zone sono sconosciute ma si stanno facendo apprezzare col tempo. Ecco, facciamo un attimo uno stop. Cioè, queste colline sono stupende perché non sono state cementificate. Cioè, voglio dire, è un territorio che non ha niente a invidiare con l'Umbria, la Toscana o altre zone dell'Italia. La mancata comunicazione è un po' un'indolenza degli imprenditori, una mancanza degli enti pubblici o semplicemente non è mai stato fatto nulla per valorizzarle? Ma direi che sono tutte le cose insieme, sono più aspetti che sicuramente si legano e si compenetrano. L'importante forse non è vedere quello che non è stato fatto, ma capire quello che dovremo fare. Sicuramente a livello sia istituzionale e anche come imprese locali c'è bisogno di investire, di capire, di comunicare quello che eravamo e quello che possiamo essere e avere, diciamo, le idee ben chiare su cosa vogliamo trasmettere alle persone che possono venire nelle nostre zone, sia dal punto di vista enogastronomico sia dal punto di vista ambientale. Allora, tocchiamo prima di tutto la cucina che tu hai già citato giustamente quando hai presentato i vari servizi, l'alloggio eccetera. Del vino parleremo subito dopo. Che tipo di cucina proponete? Allora, noi abbiamo una cucina sicuramente tradizionale legata alle ricette della nonna, chiamiamole. Rispettiamo molto la tradizione, tentiamo comunque di innovare perché bisogna comunque avere una componente di innovazione, una rivisitazione, comunque un valorizzare gli ingredienti che hanno comunque, come dico io, 1,0 m, non 1,0 km ma addirittura 1,0 m ribattezzato sicuramente sulla cucina queste zone hanno già un'identità forte e chiara rispettiamo la tradizione, innoviamo dove possiamo, valorizziamo dove possiamo sicuramente gli affettati sono un must, i sottoli sono un must, sicuramente anche come carni e anche come primi sono variegati, direi le verdure, queste sono zone che comunque si prestano sia dal punto di vista degli allevamenti sia dal punto di vista dell'allevamento, delle colture, possiamo avere, diciamo, produzione a 360 gradi, non manca assolutamente nulla, è un microclima ideale per diverse tipologie di colture e allevamenti. Poi c'è l'azienda agricola che esprime dei vini con un altro nome, ma è sempre vostro, voglio dire, lo vuoi ricordare? Allora, Coltari è un marchio nostro, è nato da poco, nato per valorizzare appunto il vino e per creare un'identità propria. La strada è quella comunque di riuscire a creare vini di qualità, strizzando l'occhio il più possibile a quello che è diciamo, il rispetto delle biodiversità e comunque il biologico inteso a 360 gradi. Queste sono zone difficili dal punto di vista ambientale come caratteristiche ambientali. Una viticoltura eroica, diciamo. Esatto, sia, diciamo, per le pendenze sia per le condizioni climatiche che diciamo dobbiamo ogni anno sfidare per riuscire a ottenere prodotti sani e comunque di qualità nel rispetto appunto di quello che è tutti gli aspetti ambientali.
Si sta affermando piano piano, sicuramente il Prosecco la fa da padrone e è il vino trainante per eccellenza in queste zone. Ci sono anche microproduzioni di vini comunque autoctoni come l'Incrocio Manzoni, sia il bianco che il rosso, il Verdiso, per citarne alcuni, che comunque si stanno esprimendo molto bene e riescono a diciamo, coprire quei settori di nicchia. Per le carni, per esempio un buon rosso, l'Incrocio Manzoni. Brevissimo. Dalla tradizione, diciamo, come tradizione di cucina, sicuramente anche i rossi nelle nostre zone non devono essere tralasciati, perché ci troviamo di fronte a diciamo, dei menù dove il rosso è l'amico migliore. Coltari cosa vuol dire? Da dove deriva? Allora, Coltari è stato praticamente un gioco di parole legato al... siamo partiti con, diciamo, da Colle Tariol, che Ivano, scusami, poi c'è questo nome, Coltari, no? Per i vini, per la linea di vini, che ci azzecca. Allora, Coltari è un gioco di parole nato diciamo, dall'abbreviazione, dalla congiunzione di Colle Tariol, è la collina dove ci troviamo, deriva da Colle Tariol, vorrebbe dire altare, dalla posizione dominante sulle colline circostanti. È nata l'idea appunto di diciamo, estrapolare la parte della produzione dei vini che comunque, diciamo, nelle nostre corde dai nonni, e dare un'identità propria, quindi scinderlo dall'agriturismo e creare un marchio proprio che piano piano si sta sviluppando, e in cui sicuramente la locomotiva è rappresentata dal Prosecco in questa zona, perché è la più vocata, e poi ritroviamo anche comunque delle microproduzioni di vitigni autoctoni come l'Incrocio Manzoni, sia bianco che rosso, e il Verdiso sempre come bianco. I rossi hanno comunque una grande tradizione legata comunque a un menù che si presta ad essere accompagnato da vini rossi quali gli internazionali, Cabernet e Merlot. Ecco, io poi, cos'è? Orco cavolo, avevo sentito un rumore. Ecco, poi sui vini, diciamo così, non Prosecco, ben chiaro, queste zone di Prosecco ci mancherebbe anche altro, però l'Incrocio Manzoni rosso, il Verdiso mi dicevi? Sì. L'Incrocio Manzoni è un grandissimo vino, secondo me, poco capito ancora, no? Bisogna lavorarci sopra. Allora, diciamo che l'Incrocio Manzoni, sia il bianco che il rosso, sono vini particolari, li possiamo definire sicuramente di nicchia, sono comunque espressione secondo me del territorio, e comunque hanno comunque una storia legata, vabbè, al professor Manzoni del Cerletti di Conegliano, che comunque è una storia locale. Esatto, e con il tempo comunque il Prosecco darà la possibilità nel lungo periodo sicuramente di riuscire a far affermare anche questi tipi di vitigni. Certo, traino, diciamo. Bravissimo, l'importante è avere, diciamo, quando si ha visibilità, si ha l'attenzione nazionale e internazionale, poi si possono proporre comunque dei vini che per le spiccate caratteristiche sicuramente non troveranno il gusto di tutti, ma che possono veramente affermarsi a livello anche internazionale. Non vorrei fare la cornacchia, però aggiungo una nota critica, non ai tuoi vini, non vorrei essere frainteso. In giro, noi che giriamo molto tutta l'Europa, sappiamo gli scempi che stanno facendo col Prosecco. Trovi degli ottimi vini di cantina, dico io, no? Cioè non di vigneto, vini che ti inondano all'inizio, no? Pompati bene in cantina, no? Così, poi spariscono, svaniscono nel nulla. A lungo andare possiamo pagare questo tipo di politica fatto soprattutto dalle grandi cantine, ci siamo già capiti, no? Ma la mia non è una polemica astiosa, è solo un'osservazione. L'osservazione che hai fatto te adesso, il fatto che il buon Prosecco insieme a vini di altro genere, di nicchia, che però sono importanti e che dimostrano che questi territori sono vocati ad una viticoltura di alta qualità, possono salvarci da questo tipo di invasione nefasta. Sei d'accordo? Sicuramente sono d'accordo. Diciamo che ci sono consumatori e consumatori, e quindi sicuramente ci sarà, diciamo, il prodotto
diremo neutro, che potrà incontrare il gusto di molte persone, di una platea molto importante di persone, come poi chiaramente a vari livelli ci saranno, diciamo, dei consumatori più attenti, dei consumatori anche sempre più informati, con un palato sempre, diciamo, affinato con il tempo e più esigente, che quindi andranno alla ricerca e sicuramente scopriranno e inizieranno a capire le differenze e si orienteranno verso prodotti che potranno avere anche sicuramente un target anche diverso, con caratteristiche diverse, e quindi credo che con il tempo, in un medio periodo, a tutti i livelli possiamo avere delle conferme. Non possiamo demonizzare, non possiamo dimenticarci da dove veniamo, perché comunque il Prosecco è stato apprezzato nel mondo appunto perché è sempre stato un vino diciamo facile, leggero, sì, beverino, e quindi che poteva avvicinarsi a tutti i tipi di palato, anche i meno, tra virgolette, affinati. E chiaramente poi con il tempo si possono creare delle fasce di prodotto fino ad arrivare ad esprimere delle complessità e delle caratteristiche che sono sicuramente superiori. Cosa pensi del Prosecco col fondo? Il Prosecco col fondo è nella tradizione, lo è sempre stato e credo lo rimarrà sempre. Deve essere chiaramente capito, rimarrà sempre un prodotto, credo, di nicchia, ma non scomparirà, cioè non scomparirà, anzi avrà comunque, credo, una quota di mercato sempre costante, forse leggermente in crescita. Direi che è forse, io quando bevo un bicchiere di Prosecco col fondo ricordo sempre il nonno, e quindi diciamo le radici non si possono né dimenticare né spezzare. Volevo ricordare rispetto a questo che i nostri contadini, i nostri nonni, riservavano il vino col fondo la parte migliore della vendemmia, non il ciarpame, voglio dire, non le cose che restavano. Tanto è vero che ultimamente stiamo assaggiando di prosecchi col fondo talmente puliti dal sospetto che sia arrivata anche qua la truffa, nel senso che lo passano in autoclave e dopo dicono che è col fondo. Vabbè, io potrei fare nomi e cognomi, ma non ho voglia di fare polemiche astiose, però purtroppo questa è la realtà, cioè è arrivato il business, no? Il business anche in questo settore. Scusami, ma sono annotazioni, perché è giusto parlare delle cose, non voglio offendere nessuno, è un discorso generale, l'ho fatto con te perché ho visto che sei competente e mirato, voglio dire, no, sulle cose. Bene, sia con l'agriturismo che con l'azienda vinicola noi porteremo Ivano all'iniziativa, da una parte del Festival Europeo del Gusto che terremo in Istria, proprio per rappresentare queste zone, e saremo poi impegnati in una serie di iniziative di valorizzazione di questo territorio, che è uno di quei territori negletti vuol dire abbandonati a se stessi come comunicazione, non era una brutta parola, voglio dire, no, bisogna sempre essere precisi, no, nella decodificazione, altrimenti non si sa mai, e sicuramente faremo bella figura. Siamo stufi di bere e mangiare sempre le stesse cose. Grazie Ivano, e al prossimo appuntamento. Grazie a voi e grazie ai telespettatori. Comunicare per esistere, questo insieme di 10 trasmissioni dedicate a Conegliano e dintorni, diciamo Conegliano, Comprensorio, Colline, dove siamo alla ricerca degli inediti del buon e bello vivere. Giuseppe Marin, nella doppia veste di consulente storico e culturale delle nostre iniziative, in quanto intervieni e ci dai sempre il tocco. Ogni tanto qualche storico che dice bestialità lo troviamo, però. Sì, perché ci sono i tuttologi e quindi... Quelli che sanno tutto, che dopo non sanno mai niente. Esatto, sì. E poi invece anche per l'impresa di famiglia, diciamo così, no? La Linda, impresa di servizi di Conegliano. Spiegaci il pianeta Linda. Noi siamo un'impresa di servizi, principalmente facciamo pulizie, però facciamo disinfezioni, disinfestazioni, quindi anche deratizzazioni, eccetera. Oggi sono sempre più necessarie perché sono anche richieste obbligatoriamente da RULS. Cerchiamo di uscire completamente dalla formula della donna con la scopa e la pattumiera e di fare qualcosa di tecnologicamente molto più avanzato, quello che richiede appunto il mercato. Per questo
partecipiamo a queste iniziative perché le aziende che partecipano possono diventare anche dei potenziali clienti. E certamente possono diventare dei potenziali clienti perché sicuramente hanno bisogno, moltissimi lavorano nell'alimentare. Quindi ti faccio una domanda un po' così. Nel vostro settore esiste la concorrenza spietata di cosiddette realtà senza scopi di lucro, no? Mettiamola così, ci siamo capiti. Questo è un modo però scorretto di fare concorrenza, diciamo. Sì, ma siccome la concorrenza spietata esisterà sempre, come è sempre esistita e continuerà a esistere, bisogna uscire dal marasma, diciamo. da intrecciarsi con loro, cioè di offrire delle soluzioni tecnologiche che non sono più in grado di offrire, che non saranno mai in grado di offrire loro se non ai prezzi nostri. Questo è importante. Dei servizi più avanzati. Dei servizi più avanzati, chiaramente. Allora si esce dalla concorrenza avanzata, perché poi se uno vuole una disinfezione, una disinfestazione che altri non riescono a fare, devono pur fare tutto il resto con noi, insomma. Ecco, e poi torniamo un attimo alla storia locale. Quando capiremo noi veneti che la valorizzazione della storia locale è uno strumento enorme di promozione, cominceremo a pensarci. Guarda, leggevo l'altro giorno delle indagini scientifiche che purtroppo il vocabolario dei nostri giovani è sempre più limitato, quindi non riescono più povero. Per esprimere un concetto difficile devono usare un giro di parole. Perché? Perché i genitori, credendo di fare un passo di promozione sociale, insegnano solo l'italiano ai figli. Purtroppo i genitori non sanno l'italiano e quindi i figli si esprimono poi alla fine con pochissime parole, un vocabolario diceva un po' eufemistico di 500 parole che sono troppo poche per riuscire a esprimersi, no? Ecco, quando la gente comincerà a capire che già la lingua è la cosa più importante per sviluppare la mente, le relazioni, eccetera, allora forse anche i veneti capiranno che hanno una lingua importantissima, un patrimonio che è sicuramente eccezionale. Basta pensare a tutti gli scrittori, basta pensare che è stata lingua diplomatica nel 600-700 e lingua di scambi commerciali nel Mediterraneo per moltissimo tempo. Quando capiranno forse speriamo che non sia troppo tardi. Che non sia troppo tardi, esatto. Okay. Dalla sede dell'impresa di servizi Linda Conegliano un saluto. Grazie. I vagabondi del gusto sono arrivati in questo itinerario alla scoperta degli inediti del quartiere del Piave al salumificio Spadà. Emanuele, un po' di storia anzitutto del salumificio. Niente, la nostra è una piccola azienda partita 15-16 anni fa da una mia volontà, diciamo, per il fatto di poter sfruttare le capacità e le conoscenze del padre, che appunto per 50 anni ha vissuto in questo mondo dei salumi, anche come consulente Italia e estero, quindi ho detto perché non approfittare di avendolo in casa la conoscenza, certo. E niente, la partita così un po' tra virgolette per scherzo, e questa azienda ha come core business la porchetta trevigiana, prodotto che mi era stato richiesto inizialmente da un cliente, poi pian pianino ha portato uno sviluppo sempre maggiore, con una continua crescita ogni anno, e siamo arrivati ad oggi ad una produzione che si aggira attorno alle 700-800 porchette a settimana. A settimana? È già una bella quantità. Sì, diciamo. È un bel volume, grazie anche allo sviluppo che ha avuto proprio la porchetta come prodotto in sé. Sappiamo che comunque è un prodotto naturale, senza conservanti, non viene trattata, cioè carne pura che viene solamente salata con degli aromi, delle spezie, e poi viene cotta. Poi tu sei riuscito a essere presente in catene di distribuzione, nei negozi, nelle macellerie, sì. Insomma hai una distribuzione variegata da quanto ho capito. Partiamo dal piccolo bar, diciamo, i grossisti che servono a loro volta bar, pizzerie, ristoranti,
e per andare poi in distribuzione organizzata e grande distribuzione. Ecco, noi siamo qua a Mosnigo, nel comune di Moriago della Battaglia. Stai partendo alla conquista anche dei mercati europei, mi pare di aver capito. Sì, stiamo iniziando a fare qualcosa, abbiamo già iniziato anzi a lavorare con Croazia, Slovenia, un po' di Austria e qualcosa in Germania, e adesso in collaborazione con altre persone stiamo vedendo appunto di sviluppare anche qualche altro paese europeo, sì, potrebbe essere Francia, Belgio, dove comunque abbiamo anche dei prodotti che potrebbero trovare un riscontro. Ecco, come viene accolto il prodotto all'estero, il nostro prodotto, il Made in Italy? Bah, sicuramente piace molto, piace, a volte non è conosciuto, non hanno la cultura sul come mangiare alcuni prodotti, però non si può dire che non piaccia, cioè assolutamente anche la porchetta trevigiana, che non è conosciuta sicuramente all'estero, quando viene assaggiata comunque riscuote sempre un grande successo proprio per questa sua naturalezza, delicatezza che ha il prodotto. Confermiamo, quando abbiamo messo in degustazioni in Istria, la porchetta è andata via letteralmente bruciata, i giornalisti, i comunicatori, persone che erano là per degustare alla comunità degli italiani di Buie hanno divorato addirittura la porchetta. Quindi auguriamo ad Emanuele buon lavoro e continueremo il racconto del suo salumificio all'interno di questo percorso che ci porterà al 2016, anno europeo dei borghi. Grazie. A lei, grazie a lei. Laura Panizzutti, promotrice finanziaria. Laura, è d'obbligo, siamo verso la fine del 2015, una domanda ovvia: com'è andata la raccolta rispetto ad un momento economico che sappiamo sì, c'è 0-0, ma insomma è ancora stenta, diciamo così, a riprendere il volo la nostra economia? Allora, innanzitutto buongiorno, grazie per essere qui oggi. L'annata del 2015 volge alla sua fine, diciamo al crepuscolo, ed devo dire è andata bene, perché abbiamo constatato che i segnali della ripresa, diciamo così, per quello che riguarda la capacità di risparmio dei veneti, c'è stata, si è vista, e quindi devo dire che è andata veramente bene. La mia attività in particolare è cresciuta rispetto al 2014 ed è stata una conferma importante. Al di là della capacità di risparmio che il cliente ha avuto nel 2015, la propensione al risparmio, non dimentichiamoci che il popolo italiano è un popolo di risparmiatori, però io ho constatato che al di là di questo, di questa ulteriore conferma, c'è stata anche la conferma verso la banca che si è scelta come banca custode del proprio risparmio, quindi che deve essere meritevole di fiducia. Che deve essere meritevole di fiducia, e questa è stata un'ulteriore conferma. Quindi da una parte la crescita della capacità di risparmio, dall'altra un'ulteriore conferma verso le banche più sicure, più solide, da questo punto di vista. Nel Veneto, dico, di vicende bancarie non occorre che le riprendiamo dalla cronaca, ce ne sono state abbastanza. Io non posso parlare. Certo, non è giusto, però non è neanche il contesto giusto. Non è neanche il contesto giusto. Basta vedere ogni giorno i giornali. È sulla stampa specializzata il tutto, e quindi ogni persona può verificarlo. Però si chiude il 2015 e si apre il 2016 che, per quanto riguarda il mondo bancario, ce lo vuoi ricordare te che sei un'esperta ovviamente, che novità ci sono? Ti ringrazio per questa domanda, perché poco fa ho appena sottolineato l'importanza della scelta della propria banca, cioè dove depositare i propri risparmi. Quindi oggi le scelte il cliente non le fa più sull'onda della fiducia che ha con il proprio consulente, ma vuole anche verificare lo stato di salute della banca. E è proprio vero, dal 1° gennaio 2016 entrerà in vigore la legge sul bail-in, e cioè per la prima volta nella storia
saranno i risparmiatori e quindi i privati a salvare, diciamo così, le banche. Mi spiego meglio. Per andare in galera magari gli amministratori corrotti. Questo è un altro discorso. È un altro discorso no, diciamo pure come entrerà in vigore questa legge e in che cosa consiste. Dicevo, per la prima volta nella storia gli azionisti sono chiamati in prima istanza a coprire le perdite delle banche. In seconda battuta gli obbligazionisti della banca stessa in difficoltà e in terza battuta i correntisti e i depositanti. Quindi se nel nostro immaginario la banca è sempre stata vista come una realtà dove il denaro veniva messo al sicuro dai nostri bisnonni, nonni, eccetera, oggi il cliente deve essere consapevole che dal 1° gennaio non sarà più così. Tutte quelle banche che si troveranno in difficoltà e che dovranno affrontare per l'appunto il bail-in chiameranno a rispondere anche i risparmiatori privati. Ne vedremo delle belle sicuramente. Purtroppo però bisogna fare un'adeguata informazione al cliente, perché solo il 9% dei clienti, leggevo un articolo di giornale, solo il 9% dei clienti bancarizzati è a conoscenza di quello che succederà, purtroppo sì. Ecco, dopo l'ultimo aspetto che io ti chiedo ogni volta che ci incontriamo, per mi pare giusto, è quello di questo tuo grosso impegno nella comunità, cioè dai una mano con partnership a molte iniziative locali, diciamo così, no? Onestamente, fuori dai denti, no? Cioè, proprio visto a tu per tu, ti è servito qualcosa? Ti serve qualcosa o è una pura tua sensibilità femminile straordinaria verso queste iniziative? Ma guarda, tutte e due, io direi. Sicuramente c'è un'intenzione a mantenere questo tipo di partnership, diciamo, con le iniziative locali. Non ho detto sponsorizzazione. No, è un termine che non mi piace. Io adoro il lavoro che faccio, adoro comunicare con le persone, adoro relazionarmi, mettermi in confronto, per cui appoggio tutte le iniziative volte a farsi conoscere, a comunicare, a far conoscere il proprio servizio, il proprio prodotto. Questo l'ho sempre detto. Se poi insieme a questo c'è anche il tornaconto di conoscere delle nuove persone e quindi di ampliare l'acquisizione dei clienti della realtà nella quale io opero, perché no? Trovo che sia una cosa bella attraverso proprio questo rapporto di collaborazione e di partnership, come dicevo prima, arrivare anche ad un tornaconto, se vogliamo, che conferma quelle che sono le tue capacità. Pulito, no? Esatto. Bene Laura, allora noi ci lasciamo con la promessa di vederci a gennaio per approfondire questo discorso della legge per le banche pirate, che finalmente cominceremo a tirare un po' le strisce, no? Mamma mia, è una cosa molto nuova, questo è vero. Ti ringrazio, grazie a te, grazie a voi, grazie.